Buongiorno ancora da Telefriuli, bentrovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo dal centro di vaccinazione di San Vito al Tagliamento che ha aperto questa mattina, ha iniziato ad operare nel Palasport di Ligugnana, servirà 12 comuni e sarà in grado di fare 850 somministrazioni al giorno, presto anche il centro di Sacile, forse uno a Maniago. Antonio Di Bisceglie, sindaco di San Vito al Tagliamento. Oggi sono cominciate le vaccinazioni qui al Palazzetto dello Sport di Ligugnana, un presidio preparato a tempo di record. Devo dire che da quando abbiamo evidenziato all'azienda sanitaria i siti che erano suscettibili, l'azienda sanitaria lo ha definitivamente indicato nel Palazzetto dello Sport come sito più idoneo e appropriato. È chiaro che abbiamo dovuto lavorare alacremente perché abbiamo allestito tutto. Praticamente nel giro di una settimana abbiamo messo in piedi quello che qua si può vedere. Credo di esprimere una grande soddisfazione sia per il fatto che San Vito è sede del centro, sia per quanto riguarda proprio le modalità con cui si sta svolgendo, perché una delle questioni che noi ci siamo posti, che ritengo fondamentale, è che tutti nel momento in cui aspettano di poter essere vaccinati stiano seduti tranquilli, sapendo che vaccinarsi equivale a tornare a vivere. È granché bello davvero vedere così come qui è organizzato e ci si augura che possa andare avanti. D'altra parte sappiamo che l'impegno vale parecchi mesi, intanto fino ad aprile, e ci auguriamo che si possa andare verso quella immunità di comunità che è fondamentale per la ripartenza complessiva di tutto. Per quanto riguarda il numero di vaccinati al giorno e i comuni serviti, cosa ci può dire? Allora, a noi è stato detto che questa fa riferimento al distretto Tagliamento, che significa 8 comuni, più il distretto del Sile, che significa altri 4 comuni. Ma per quanto riguarda invece, qui sono presenti 8 postazioni, possono essere anche aumentate, tuttavia per il momento sono 8, l'orario è dalle 8:45 della mattina alle 19:45 della sera e significa 850 vaccinati al giorno. Domenico Lione, prefetto di Pordenone, lei è qui oggi per l'inaugurazione del centro, un passo importante per mettere in sicurezza il territorio. Assolutamente sì, questo dimostra la grande collaborazione che i sindaci del territorio di Pordenone stanno dando alla Regione Friuli e all'ASFO per assicurare la vaccinazione il più vicino possibile ai cittadini. In questi giorni sono partiti anche i vaccini in Fiera Pordenone, oggi a San Vito. È sufficiente questo sforzo o ci sarà bisogno di altri punti di vaccinazione? La Regione e l'ASFO hanno previsto una pianificazione di controlli il più vicino possibile ai cittadini, che vuol dire che a Pordenone è partita il punto di vaccinazione alla Fiera, a San Vito è partito il punto di vaccinazione stamattina qui al Palazzetto, poi partirà a Sacile e probabilmente partirà anche a Maniago, in maniera da esserci una copertura il più possibile vicina ai cittadini in tutto il territorio pordenonese. Emilio De Mattio, lei è stato l'assessore che ha organizzato questo punto vaccinale. È stato un lavoro importante, gestito soprattutto dall'ufficio manutentivo per l'organizzazione, come vedete anche fuori, che vedo che è riuscita benissimo, sia con tutti i percorsi protetti e in sicurezza, che non ha creato assembramenti e sta dando veramente un'ottima visibilità al nostro comune. Federica Fovolin, vice sindaco di San Vito, quali sono stati gli ostacoli più importanti per realizzare questo centro in una settimana? Ostacoli particolari non ne abbiamo riscontrati, c'è stata proprio la forte volontà di fare il prima possibile rapidamente l'allestimento, ovviamente seguendo le direttive dell'azienda sanitaria, del centro. Abbiamo messo a disposizione tutto il personale comunale, le risorse a nostra disposizione e in pochissimo tempo si è allestito, credo nel miglior modo possibile, l'accoglienza delle persone, ma anche questa struttura ha una buonissima viabilità, si raggiunge facilmente a diversi parcheggi. L'aiuto fondamentale dei volontari che sono stati coinvolti, gli alpini e la protezione civile, ci aiuterà veramente a svolgere, credo, questo servizio nel migliore dei modi.
E da oggi si può prenotare per il vaccino anche la fascia d'età compresa tra 70 e 74 anni. Siamo andati in una farmacia a Udine a vedere com'è andata. Siamo nella farmacia Colutta di Udine proprio per vedere com'è andata questa mattina all'apertura con la dottoressa Antonella Colutta qui con noi. Buongiorno, com'è andata questa mattina? Voi. È andata bene, devo dire che c'era una coda alle 8:30 come ogni apertura di nuove fasce di età. In realtà questa è una fascia di età che non ha creato particolari problemi e quindi si è esaurita rapidamente. Abbiamo accontentato le persone in coda ma anche durante la mattinata in maniera abbastanza facile e scorrevole, ecco, sì. Non hanno chiesto che tipo di vaccino è, cosa particolare? No, devo dire che non è capitato, ne abbiamo fatte tante di prenotazioni, siamo una cinquantina di prenotazioni, nessuno ha chiesto vorrei un vaccino rispetto a un altro, no, andava bene tutto. Quindi adesso le prime prenotazioni per il vaccino sono state fissate per che data? E le prime prenotazioni subito dopo Pasqua, c'erano ancora delle finestre subito dopo Pasqua e in realtà adesso stiamo prenotando per fine aprile, quindi presumo che ci sia stata una larga adesione a questa campagna, diciamo, di prenotazione per gli over 70. Ecco, le prenotazioni vengono fatte in farmacia e poi a seconda delle esigenze della persona che si vuole vaccinare ci sono i vari hub sulla provincia di Udine dove le persone poi si recano per eseguire l'inoculazione. Restiamo in centro a Udine perché siamo andati a vedere come i cittadini si stanno preparando a questa Pasqua e Pasquetta in zona rossa. Allora vediamo come trascorreranno, come pensano di trascorrere i friulani la Pasqua in zona rossa. Cosa pensa di fare? Oddio, visto l'andazzo probabilmente staremo a casa. Boh, il lavoro per il momento siamo fermi, quindi passeremo in famiglia noi tre e basta, insomma. Con un pranzo speciale magari oppure un pranzo normale come gli altri giorni? Ci proviamo, sì. Tanto bisogna approfittare, le festività bisogna fare qualcosa di particolare, se no diventa un giorno come un altro, per quello. No, faremo qualcosa di particolare, sì. Qual è il programma per questa Pasqua in zona rossa? Ma staremo a casa, verrà la mamma a pranzo da noi, abbiamo ordinato il pranzo al ristorante, lo andremo a prendere e basta, faremo una passeggiata qua a Udine, niente di più. Che cosa avete ordinato per pranzo? Allora, il piatto nostro è l'agnello, quindi agnello sardo, cucinato, insomma. E di primo, non mi ricordo, i primi cappelletti in brodo. Ecco, vediamo la signora che sarà ospite della figlia. Sono ospite suo e basta, si riduce la nostra festa, stare in compagnia che è sempre un piacere. E la Santa Messa? Santa Messa, certo. Non so se andrò il sabato pomeriggio o la domenica mattina presto. Io vado sempre a Messa in Duomo, e quindi andrò a Messa in Duomo e poi dopo rimarrò a casa, credo da sola. Basta, non ho programmi particolari. Normalmente trascorre la Pasqua in un altro modo, per lei è un giorno comunque come un altro? No, normalmente vado da mio padre, solo che visto che è giustamente prudente, preferiamo evitare la fase del pranzo che è senza la mascherina e quindi ognuno quest'anno sarà un po' come l'anno scorso, a dire la verità, isolato, opportunamente isolato. Cosa facciamo a Pasqua e anche a Pasquetta? A casa. A casa non so, pulizie, si cucina qualcosa, si cucina, ci si dedica alla famiglia, sì. Pensava di cucinare qualcosa di particolare, prende per asporto? No, qualcosa di particolare, tipo la crostata di cioccolata, una crostata di crema, la pasqualina e una faraona o comunque un arrosto. Purtroppo un po' di costicine di agnello per mio marito e così, insomma, cercare un po' di festeggiare, vista la situazione. E per i bambini invece cosa si può fare per 2 giorni? Insomma? Un ragazzo e quindi cercare di fare qualche gioco insieme, gioco da tavolo e vedere qualche film. Allora, Pasqua e Pasquetta in zona rossa, cosa facciamo? A casa, in tranquillità, passeggiate nel paese. Io non sono di Udine, sono di qua vicino, adesso sono venuta qua per delle questioni di banca
null'altro. Ma un pranzo particolare, qualcosa comprato per asporto, comunque per togliersi un po' uno sfizio, è sempre Pasqua? Sì, questa era un'idea, per dir la verità, però in realtà poiché comunque abbiamo i familiari attaccati e siamo sotto, insomma facciamo una cosa, diciamo siamo i quattro, giusti, e stiamo in famiglia, insomma. E la merenda invece di Pasquetta? E lì abbiamo pensato effettivamente di fare un asporto, poiché qua a Udine ci sono diversi posti che effettivamente fanno asporto, in cui noi durante l'anno andiamo quando non ci sono queste restrizioni, ed effettivamente ci stiamo pensando, sì, anche per aiutare le attività, le piccole attività. Una piccola pausa e torniamo con la seconda parte di A voi la linea. I datori di lavoro hanno l'obbligo di legge di avere alle proprie dipendenze, in proporzione al numero di persone assunte, anche lavoratori disabili. Quello che per anni è stato percepito appunto come un obbligo, oggi viene visto anche come una opportunità da molte aziende friulane. La legge permette di assolvere a questo obbligo nella misura del 20% attraverso l'affidamento di commesse a cooperative sociali. In Friuli Venezia Giulia questa percentuale sale invece al 40%. Ne abbiamo parlato con Katia Mignogna, presidente della cooperativa sociale Arte Libro Onlus di Udine. Ci troviamo all'interno della cooperativa Arte Libro, siamo in compagnia della presidente Katia Mignogna, che ringraziamo intanto per l'ospitalità. Siamo qui per raccontare sicuramente dell'attività di questa Onlus, ma poi per parlare nel dettaglio dell'inserimento lavorativo delle persone disabili. Partiamo intanto dalla cooperativa, come è nata e di che cosa si occupa. Prima di tutto grazie Alessandra di questa bellissima opportunità di parlare di Arte Libro, perché è indubbio che ci sia sempre bisogno, no? di raccontare e un po' far uscire dalle nostre mura quello che è la nostra esperienza. Arte Libro è una cooperativa plurima, per i tecnici sanno che si divide in parte A e in parte B, significa inserimento lavorativo da un lato, dall'altra la parte A invece attività socio-educative. Nasciamo 37 anni fa, quindi abbiamo un po' di storia alle spalle e ci occupiamo di tutto quello che è il mondo della disabilità prevalentemente, ma anche dello svantaggio, dell'area carceraria, insomma un po' tutta la sfera più svantaggiata, sensibile e fragile del nostro territorio. Ecco, alle nostre spalle ci sono i Biopharma Guys, che hanno in qualche maniera fatto da apripista a un'attività molto importante che sta avendo un riscontro piuttosto interessante sul territorio, e parliamo in questo caso di inserimento lavorativo. Vogliamo raccontare, partendo proprio da questa esperienza, che cosa significa inserimento lavorativo delle persone disabili? Lo spieghiamo, ma anche lo facciamo vedere, no? Che è la parte più bella del nostro lavoro, del nostro impegno. I Biopharma Guys nascono 2 anni fa da una bellissima esperienza nata con la Biofarma di Mereto, ora Biofarma Group, che ha creduto in primis nel trasformare un obbligo di legge in un'opportunità, perché non si sono soffermati solo a quello che era il mero compito, no, di assumere un numero di disabili proporzionale al loro obbligo, ma di far sì che questo potesse diventare realmente un'opportunità di inserimento per delle categorie protette, quindi svantaggiate, in realtà più svantaggiate o meglio appartenenti a una categoria ulteriormente di fragilità, e quindi di trovare un collocamento all'interno di un contesto protetto per permettere loro di trovare un lavoro adeguato anche in funzione delle proprie disabilità, chi cognitive e chi fisiche. Vogliamo spiegare brevemente, in maniera anche chiara, come poi funziona esattamente per le aziende, che ruolo hanno anche le cooperative poi nell'affiancare accompagnare questo percorso? Allora, le cooperative devono essere di tipo B, quindi di inserimento lavorativo, e rispondono alle aziende profit in che maniera? Le aziende obbligate, in funzione del numero di persone assunte, normodotate, la legge prevede che abbiano un obbligo di copertura di una quota di persone con disabilità in una percentuale stabilita. C'è una normativa nazionale che viene chiamata in gergo ex articolo 14, che prevede che a livello nazionale il 20% di questo obbligo venga data la possibilità alle cooperative sociali, affidando loro delle commesse di lavoro, di trasferire questo obbligo alle cooperative. Il Friuli Venezia Giulia è una regione particolarmente virtuosa e ha fatto sì che questo 20% fosse trasformato nel 40%, quindi diventando anche significativo in termini di opportunità,
per le persone con disabilità, soprattutto perché, come raccontavo prima, le persone che vengono inserite in contesti come il nostro sono persone che hanno una maggiore fragilità e che avrebbero ulteriori difficoltà in un'azienda profit ad essere collocate, perché si apre tutta una tematica legata alla sicurezza del lavoro, al tutoraggio sul lavoro, che di fatto un'impresa profit lo sostiene ma come costo, e quindi la cooperativa sociale al suo interno invece è la sua mission. Si fa carico poi di fatto di una situazione che sarebbe più difficilmente gestibile dall'azienda, insomma, da sola. Abbiamo parlato di Biofarma, che non è l'unica realtà del territorio che ha accettato questa sfida o, come diceva lei, colto questa opportunità, e ci sono poi peraltro diversi modi anche di sostenere questo tipo di attività. Infatti Biofarma per noi rimarrà l'azienda a cui dobbiamo tutto, perché per prima ha creduto in noi, nel nostro potenziale, ci ha permesso di strutturarci, ci ha permesso di diventare la realtà che oggi siamo, che inserisce molte persone disabili, altre ovviamente, come dicevo, appartenenti a altre categorie, di svantaggio sempre, ma ha permesso anche di dare quella giusta credibilità alla cooperazione sociale, al punto che è diventato un partner anche per le altre aziende. Questa bella esperienza ha fatto sì che un po' attraverso il passaparola, no? Perché non c'è formula migliore se non nel raccontare una bella esperienza, ha fatto sì che altre aziende si siano interessate a questo strumento, e direi per le prime volte, perché in realtà è una normativa del 2003 che non è stata quasi mai applicata, altre aziende si sono avvicinate, quindi una fra tutte, ed è stata anche la seconda, è la ditta Ramo di Povoletto, con cui abbiamo avviato un altro articolo 14. In ultimo, da un paio di mesi, abbiamo avviato un'altra bella collaborazione che si sta per concretizzare con la PMP Industrie di Coseano. Attraverso loro assumeremo altre 7 persone con disabilità. Quindi direi che insomma, si sta avviando un percorso bellissimo da poter raccontare al profit e no profit, sperando, no, che entrambe abbraccino questo tipo di strumento, perché è evidente le opportunità che può far nascere. Ecco, si può, dicevo prima, sostenere questo tipo di attività anche in maniera indiretta, diciamo, non solamente con l'inserimento di persone all'interno delle realtà aziendali. Verissimo, devo dire la verità che nell'ultimo anno in particolare abbiamo ricevuto una dimostrazione di affetto che, dico sempre, dovremmo trovare un termine che sia un mix tra grazie e gratitudine, perché è talmente tanto quello che le aziende del territorio ci hanno dimostrato che è veramente significativo, e per noi si traduce nel dare più opportunità a nuove persone di entrare a far parte di un contesto lavorativo, perché mette in moto, no, il lavoro, la casa, l'auto, cioè sono tanti processi che la persona può riacquisire come sua autonomia. In particolare devo citarne un paio, non me ne vogliano quelli che dimenticherò, però sicuramente l'azienda Caligaris ci ha fatto una donazione proprio di beni mobili che ci ha permesso di arredare quello che per noi è il cuore, la casa, che è la nostra zona living, e l'azienda Chiurlo, che ci ha fatto una beneficenza davvero significativa. Abbiamo soprannominato il progetto Chiurlo ci dona energia, perché di fatto per un anno dona l'energia ad Arte Libro, che ci permetterà con questa donazione appunto di proseguire verso gli inserimenti. Non solo inserimento lavorativo, si diceva, parliamo dell'altra costola, parliamo di fuori onda. In questo caso di che cosa vi occupate? Fuori onda è emozione pura, perché nasce nel 2009 per i ragazzi, i soci e le borse lavoro di Arte Libro come esperienza di turismo accessibile. Un piccolo gruppetto, eravamo in 9, e da lì insomma abbiamo testato quello che poteva essere un'esperienza non lavorativa ma assolutamente ludica, di vacanza. Da lì il progetto è cresciuto tanto. Purtroppo tocca dire pre-Covid e dopo Covid, poco prima che succedesse quello che per noi insomma, è diventata la quotidianità, abbiamo coinvolto un centinaio di ragazzi in tutto quello che sono le attività legate sia al turismo accessibile che al tempo libero accessibile, portando, come dicevo, un centinaio di ragazzi con disabilità, alcune anche molto gravi, al mare, in vacanza, eccetera. Per fare questo però necessariamente dobbiamo farlo in sicurezza, e quindi c'è un team di persone, medici, infermieri, che ci supportano in tutte queste fasi. Abbiamo raccontato tante cose interessanti. Per chi volesse rendersi utile, per chi volesse dare il proprio contributo a questa causa, come possono contattarvi? Guardate, la cosa migliore che potete fare è venire da noi, ma proprio fisicamente venire da noi e mettere il naso, no, nella nostra realtà. Saremo felicissimi di
accogliervi. Siamo in Viale Tricesimo 181, anche se in realtà per noi è il civico, è di fronte alle Tre Sorelle, che è molto più conosciuto come riferimento, e il sito, no? Il sito Arte Libro, il sito Fuori Onda, dove sicuramente ci sono un po' di riferimenti utili. Grazie e allora buon lavoro. Grazie a voi per l'opportunità. Una boccata d'ossigeno per il turismo della montagna, anche un test importante per gli sport invernali in tempi di Covid, è un modo per far rivivere un comprensorio che come altri in questa stagione è rimasto praticamente vuoto. Questi sono stati i campionati italiani Children che hanno portato sullo Zoncolane, più in generale in Carnia, oltre 800 persone, e ora la Regione pensa ad ospitare i campionati italiani assoluti. Siamo riusciti a organizzare senza alcun tipo di criticità la manifestazione, seppur con molti vincoli dovuti alla pandemia che stiamo vivendo. E tutti gli atleti e tecnici dovevano essere accreditati a mezzo tampone negativo, ovviamente. Poi tutte le mattine avevamo dei cancelletti dove veniva rilevata la temperatura, ovviamente l'obbligatorietà della mascherina, il distanziamento. Tutte le sere a riunioni di giuria dovevano predisporre un elenco analitico di tutti gli atleti che partecipavano alle gare e dichiaravano insomma che non avessero avuto problemi di salute, quindi siamo, diciamo, rispetto alla tradizionalità delle situazioni, molta più burocrazia, molto più attenzione sulle norme sanitarie che comunque ci impongono di rispettare certi protocolli, e per cui diciamo abbiamo avuto molto personale impegnato anche all'ingresso gara, i cancelletti di partenza venivano dotati tutti di pass identificativi con dei colori diversi giorno per giorno, finalizzato insomma a capire che il soggetto, l'atleta o il tecnico che passava in quel controllo era, tra virgolette, sanitariamente a posto, e quindi ci dava garanzia che tutto poteva procedere senza alcuna criticità. Uno Zoncolan di nuovo vivo, questa è una cartolina, insomma è qualcosa che in questo momento dà respiro alle strutture anche in Carnia che hanno dovuto riattivarsi insomma per l'evento. Assolutamente sì, abbiamo dato ossigeno insomma a tante strutture ricettive. E abbiamo comunque dato anche immagine ai prodotti che la nostra zona, la Carnia, riesce a offrire. Abbiamo cercato comunque, al di là delle gare, di proporre anche quello che il nostro territorio offre a livello turistico. E io dico, insomma, sono state delle giornate da cartolina, per cui insomma tutti quelli che sono venuti anche per la prima volta sono rimasti piacevolmente colpiti dal paesaggio e di come siamo capaci di ospitare questi eventi. Uno sguardo al futuro, avete già qualcosa in programma? Insomma, pensate già a qualcosa in particolare o intanto per adesso questa è fatta e poi si vedrà? Stiamo pensando per la prossima stagione, in accordo col presidente regionale della Fisi, di portare i campionati assoluti. Adesso vedremo in quale polo della regione verranno effettuati, però insomma ci stiamo muovendo affinché questi eventi possano continuare a essere fatti qua nelle nostre zone, nel nostro Friuli, anche perché abbiamo dato dimostrazione che riusciamo a fare le cose bene, per cui è un buon punto di partenza per poi ovviamente sviluppare tutto questo nel futuro, insomma. Ecco. E per oggi è tutto, a voi la linea torna domani, sempre alle 12:45. Buon pomeriggio.